Con un gruppo di amici già nei primi anni '80 avevamo deciso di avere un'agricoltura più sostenibile, con meno trattamenti e con dei prodotti che fossero più sostenibili anche sulla difesa della vita del melo, che era la maggior parte della mia azienda. In quel momento mancavano sia dei riferimenti tecnici sia anche dei prodotti che potessero essere specifici. Quindi abbiamo iniziato un lavoro certosino di raccolta di dati sull'esperienza di altri amici che avevano iniziato nei primi anni '80 già a convertire le aziende. Poi abbiamo trovato un gruppo di amici e abbiamo costituito anche una cooperativa che ci ha dato la possibilità di reperire prodotti con una massa critica sufficiente per poter operare. La scelta era soprattutto etica, perché in quel momento lì non pagava sicuramente dal punto di vista commerciale e economico. Molti nostri amici anche ci hanno aiutato perché hanno consumato e ci hanno incentivato e sostenuto anche dal punto di vista morale per poter consumare i prodotti che stavamo facendo, che non erano purtroppo allora di grandissima qualità. Naturalmente abbiamo scoperto tutto quanto il sistema di ricerche che potevano dare delle soddisfazioni per la difesa e anche delle varietà sia su melo che poi negli anni più recenti che su vite ci danno anche meno problemi. Il PSR insieme al regolamento 2078, che è stato il primo che ha normato a livello europeo l'agricoltura biologica, ci ha dato veramente un supporto morale oltre che economico, perché finalmente abbiamo visto che quello che pensavamo noi da pionieri e forse anche da illusi in quel momento lì, ci ha fatto capire che il mondo credeva su quello che stavamo facendo noi e anche ci finanziava, quindi è stato dal punto di vista morale importantissimo. E naturalmente è stato importante anche dal punto di vista economico, perché le perdite di produzione in quel momento lì erano importanti e anche ci ha dato la possibilità di avere delle risorse per affrontare il rinnovo degli impianti nell'ottica che ho detto prima sulle varietà resistenti, e anche di fare delle strutture che in quel momento non erano finanziate perché erano così innovative come l'anticarpò, e non erano finanziate perché non lo faceva nessuno, e ci ha dato la possibilità di avere quei 2 soldi per cominciare la sperimentazione.